tutti, in bocca al lupo ai nostri concorrenti della CMB, un applauso. Un tempo inclemente non ha limitato lo spettacolo del 13° trofeo CTE Montello, gara valida come tappa del campionato Veneto e Triveneto, nonché seconda tappa del Trofeo del Nord. Una settantina di partecipanti si sono sfidati nel nuovo percorso di 27 km, immerso nelle bellissime colline del Montello, che attraversava i comuni di Nervesa, Volpago e Giavera del Montello, in provincia di Treviso. Particolarmente combattuta la gara di velocità categoria CNB, sulla distanza di 81 km, che dopo una partenza piuttosto lenta ha visto nell'ultimo giro una sfida a 3, che ha portato le medie oltre i 20 km orari, con Sara Frattan che alla prima assistenza aveva più di 3 minuti di vantaggio sugli inseguitori Daniel Braido e Sara Deré. Ma negli ultimi chilometri Braido, grazie anche al suo cavallo Plondis Dubien, vincitore della Best Condition, riusciva a portare a termine una splendida rimonta che gli faceva superare in volata rispettivamente Sara Deré su SG Lexus e Sara Frattan su Dairo. Il percorso è abbastanza tecnico, a me sinceramente piace molto, erano anni che non lo facevano più e ho colto l'occasione per tornarci perché è veramente bello, organizzato benissimo e sempre una bella esperienza qua nel Montello. Grande soddisfazione anche da parte dell'organizzazione, sia per la buona presenza di riders che si sono iscritti alla manifestazione, sia per il percorso che, nonostante la pioggia, ha garantito una buona tenuta. Nella CMB 10 su 10 cavalieri hanno terminato, cioè significa che nonostante sia un percorso tecnico complesso, vario perché c'è su tutto questo saliscendi, alla fine come terreni possiamo vantare di avere degli ottimi terreni che non hanno causato assolutamente zoppie. Testimonial di eccezione della gara la neocampionessa italiana Endurance Young Rider Camilla Coppini, che nella gara di Vittorito si è riconfermata nello stesso circuito a distanza di 3 anni dal suo primo titolo italiano. Una gara che ho portato avanti dal primo all'ultimo chilometro in testa, in prima posizione, e grazie comunque ai rientri del mio cavallo che ha un cuore fenomenale. Questo mi ha permesso appunto di rientrare in tutti i cancelli veterinari in prima posizione e di ripartire per l'ultimo giro in testa, e questo ci ha permesso appunto di arrivare in fondo con un'ottima prestazione. Molto interessante anche la gara di regolarità sulla distanza dei 54 km categoria CEN A. Partita sotto un diluvio incessante ha visto la vittoria di Andrea Zambon su Simon, che ha preceduto Martino Bridi, e Al Qassim, l'amazzone degli Emirati Arabi, che ha voluto cimentarsi nel percorso del Montello. Abbiamo avuto questa sorpresa, abbiamo un amazzone degli Emirati Arabi, che è la prima gara tra l'altro che fa in Europa, e è stata una buona notizia per noi. Ha voluto provare un percorso tecnico, oggi ha trovato sia il percorso tecnico che il tempo diverso da quella a cui è abituata. Nella categoria debuttanti, sulla distanza dei 27 km, ha prevalso Cinzia Pezzuto su Spirit MJ, mentre nella gara promozionale di 13 km a vincere è stata Arianna Giaretta. E in questa giornata che ha visto il ritorno dell'endurance nel Montello, non è voluta mancare la presidente del Comitato regionale Veneto, Clara Campese, che ha sottolineato la forte determinazione dei praticanti di questa disciplina, che nonostante il maltempo hanno dato vita ad una gara entusiasmante. Chapeau!